Eder, Mac, Pallister. Sebastiano, Claudio e Liliana non avevano nessun legame, però ci sono 370 pagine di messaggi tra di loro. Anche di più, ho sentito che siamo quasi forse a 1000. Secondo me, almeno per quello che è emerso fino adesso, io non ho ravvisato, non ho notato, non ho capito assolutamente che ci sia una storia d'amore. Parliamo invece di una grande amicizia, di un grande affetto, parliamo di un grande affetto, ma non di una storia d'amore, assolutamente. Tu mi devi spiegare perché due persone perdono un sacco di tempo perché ci vuole, così, ecco, e poi mandi il messaggio e poi lo cancelli. Tutto questo qua veramente un po' mi fa sorridere perché vedi due persone che si vogliono bene e basta, non c'è altro. Lei era convinta di essere controllata dal marito, motivo per il quale abbiamo inventato anche che non ci vuole tanto, è un gioco da ragazzini di terza, quarta elementare, quello di mettere l'1 per la A, il 2 per la B, il 3 per la C, l'11 per la M. Okay. Allora, io se ti scrivo 3, 1, 11 uguale ciao amore mio. Però noi avevamo trovato il modo da adulti per non farci beccare nei messaggi, nelle parole, nelle telefonate, eccetera, da un adulto che era suo marito in quel caso. Tutto là. E Liliana cancellava i messaggi. Anche, me lo aveva chiesto anche a me. E tu li avevi cancellati? Ma tanti sì, però anche cancellandoli, siccome erano i WhatsApp, sono stati comunque tirati fuori, come ben si sa. Io so che ho messo il mio telefono a loro disposizione, il giorno 15 ce lo sono tirato giù. Il problema era che quella volta ancora non era stato individuato, diciamo, il sistema di dialogo tra di noi due. Allora anche la polizia probabilmente non ci ha capito un granché, pensavano a messaggi atomici di spioni cinesi e russi, e invece era banalmente il discorso di due che volevano raccontarsi le loro storie senza che gli altri capissero. Tutta là. Erano i momenti in cui lei era meno sotto controllo da parte del marito, lui era o appena andato via o quella. Io sono convinto che lui la controllava addirittura per telefono. Io non ho mai toccato i telefoni di Liliana, mai. Il mio ID sta per idem e corrisponde a tutto quello che tu mi hai detto te lo rendo. Lei diceva occhio sta per occhio, cioè attenzione, e intendeva dire che doveva fare attenzione proprio negli ultimissimi giorni, che andare in bicicletta sarebbe stato il colmo, cadere, farsi qualche male serio in maniera che saltava per aria tutto. Questo era il concetto. Sì, sta per chiama. Uomo per lei era suo marito. L'uomo, sta arrivando l'uomo, se è arrivato l'uomo, se l'uomo a casa si intendeva, sottinteso, vuol dire che c'era il marito e lei non poteva comunicare, ecco. Asti sta per astinenza personale nel non vederti. E valeva sia per me che per lei. Lei, manifestando le sue intenzioni, e l'ho già detto e lo ridico, ha firmato una specie di condanna a morte. Lei stava tenendo duro per riuscire a superare gli ultimi giorni di stare con lui, perché il successivo giovedì, cioè 2 giorni dopo la sua scomparsa, massimo venerdì, dovevamo andarsene da Trieste e passare via da Trieste assieme il primissimo nostro weekend della vita. Era tenace lei nel tenere duro ancora per pochi giorni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.